Buongiorno a tutti, ben arrivati, grazie per aver accolto questo invito di presentazione. Prima di ringraziare le persone che sono intervenute, porto i saluti del Presidente Alberto Stefani e del Presidente Luca Zaia, che rinnovano il loro impegno che finora hanno sempre dimostrato a favore dell'istituzione del Tribunale della Pedemontana e anche il supporto del nuovo sottosegretario Mara Bizzotto, che si è resa assolutamente disponibile a portare avanti e a difendere quelle che sono le esigenze di un territorio che merita soprattutto rispetto. Ringrazio il senatore Andrea Ostellari, l'onorevole Ciro Maschio, figure fondamentali e importanti per l'iter e per il proseguo dell'iter dell'apertura di questo nostro tribunale, tutte le associazioni di categoria del Bassanese e non che sono qui intervenute e tutta la parte di avvocatura, gli avvocati con i singoli presidenti che poi avranno anche modo di parlare, di difendere quella che è secondo noi una giusta esigenza. La risoluzione che ho presentato, la risoluzione numero 22, ha di fatto un unico scopo, che è quello di sollecitare il governo ha già fatto la sua parte, ma sollecitiamo il fatto che possa essere discussa prima della fine dell'anno, perché il 2027 è effettivamente vicino e non vorremmo che perdere un'altra importante occasione dopo 12 anni di lavoro dalla chiusura di quello che è stato il nostro tribunale. La risoluzione intende quindi sollecitare il Parlamento della Repubblica a procedere con urgenza e sottolineo il termine di urgenza. Sappiamo che ci sono anche altre esigenze all'interno di questa legge che è stata preparata, ma la nostra attenzione è ferma sul completamento dell'iter legislativo per l'istituzione del Tribunale della Pedemontana con sede a Bassano del Grappa. L'area che riguarderà questo tribunale è un'area estesa, ci sono il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Ignazio Finco, che ringrazio della presenza, così come il sindaco di Cittadella Luca Piero Bon. Mi preme anche ricordare a tutti i presenti che erano stati invitati tutti i consiglieri regionali di tutti i partiti politici, quindi tutti erano stati invitati a presenziare a questa conferenza stampa ed eventualmente poi rendersi disponibili per eventuali interviste. Questa mia risoluzione richiama precedenti atti già approvati dal Consiglio regionale del Veneto, che si era reso disponibile già nel 2024 a intervenire anche con dei fondi propri qualora ci fosse stata la necessità, e prende atto appunto di un impegno assunto dal governo in merito a quella che è la geografia della riorganizzazione degli uffici giudiziari. Con questa risoluzione intendiamo sollecitare l'adozione delle misure necessarie a garantire anche la piena operatività di quello che sarà il Tribunale, con particolare riferimento all'assegnazione delle risorse umane, strutturali ed organizzative, che non vogliamo portare via da nessun altro tribunale, sia chiaro. Il tempismo per noi è fondamentale, vogliamo rassicurazioni contestuali sul fatto che ci saranno le risorse necessarie per rendere il Tribunale pienamente operativo. Prima di passare la parola ai relatori, alle persone appunto che rappresentano sia il territorio sia le categorie economiche, mi preme anche sottolineare questo. Vedete, l'area del Bassanese è giustamente un'area produttiva, un'area importante dal punto di vista del PIL e dal punto di vista anche dell'operatività e dell'operosità dei propri cittadini. Ma parlando di area della Pedemontana, Tribunale della Pedemontana, intendo tutta l'area che vive attorno a questa cintura che abbraccia la città di Bassano del Grappa.
Le nostre industrie, il nostro commercio e i nostri artigiani vivono all'interno di questa area e hanno la necessità di essere ascoltati. Non parlo solo per il Bassanese, ma parlo per tutte quelle realtà, e poi il sindaco Pierobon dirà anche il perché, dirà appunto e motiverà per quanto riguarda la parte del cittadellese. Ecco, riguarda una richiesta di rispetto di quelle che sono le esigenze di avere un tribunale di prossimità. Non è un capriccio. Non è un capriccio, e rigettiamo anche l'atteggiamento che sta assumendo Vicenza nei confronti di esigenze che riteniamo legittime. E perdonatemi, moltissimi consiglieri regionali, moltissimi deputati, onorevoli, senatori sono stati votati nella nostra area, sono stati votati nei nostri territori. Allora, che cosa risponderemo a questi, cioè come possono rispondere ai voti presi nelle nostre aree nel momento in cui quando le aree chiedono, questi si girano dall'altra parte e magari non danno neanche risposta e fanno finta di niente. Io su questo sarò assolutamente precisa, categorica, scriverò laddove mi è possibile i voti presi per quanto riguarda il Bassanese nel Bassanese da ogni singolo deputato, da ogni singolo senatore, da ogni singolo consigliere regionale, perché non puoi venire in un territorio a chiedere voti e poi girarti dall'altra parte quando questo territorio ti chiede di difendere i presidi che aveva. Detto questo, passerei la parola e chiamerei a parlare il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Ignazio Finco. Sì, grazie Morena, buongiorno a tutti. Saluto oltre a Morena i consiglieri regionali presenti, vedo il capogruppo Pressi, l'onorevole Lanzarin, il consigliere Benetti, la consigliera Vianello, e li ringrazio ovviamente della loro presenza e con loro anche tutte le categorie economiche e gli ordini qui presenti. Allora, ormai il tema è conosciuto, perché insomma stiamo parlando del Tribunale della Pedemontana da 14 anni a questa parte, una battaglia che anche all'interno di questi palazzi insomma è stata dibattuta più volte, perché al di là di progetti di legge statale, risoluzioni presentate, le battaglie fatte al territorio, diciamo è una battaglia che se dopo 14 anni siamo ancora qui a battagliare è perché il territorio non ha mai mollato, e forse è anche un segno, no, della forza di volontà, perché penso che poche volte abbiamo visto un territorio così determinato nel chiedere di mantenere non una bandierina sul territorio, ma mantenere un presidio di giustizia, ma soprattutto un servizio per i cittadini. Morena ha spiegato molto bene che cosa vuol dire per noi il Tribunale della Pedemontana, ma penso che oggi la Pedemontana, oggi più che mai, la Pedemontana rappresenta una realtà che si sta sviluppando, che sta crescendo, ma forse rappresenta anche una nuova entità a livello regionale, soprattutto dopo la nascita di questa importante arteria che era l'arteria pedemontana. Oggi, ma lo vediamo dai dati, dalle imprese che investono, dai numeri del turismo, dai numeri della cultura, dall'attrattività che ha tutta la fascia pedemontana, che oggi non siamo più la periferia di un impero, ma siamo una realtà che sta crescendo e che ha anche diciamo un certo appeal. I brand e i marchi delle aziende più importanti, anche a livello regionale e a livello nazionale, ce li abbiamo sul nostro territorio. È un territorio che comunque continua a crescere a livello industriale, però i tempi della giustizia li conosciamo tutti quanti. Nel 2012, quando è stata fatta questa riforma, sembrava che con la concentrazione, diciamo, dei presidi di giustizia nei capoluoghi di provincia si dovevano risolvere tutti i problemi legati a questo importante mondo. Però poi alla fine abbiamo visto che oltre a aver indebolito il territorio è stato indebolito ancora di più il Tribunale di Vicenza. Quello che a me dispiace, soprattutto nell'ultimo periodo, è aver visto quello che è successo, no? Quindi la guerra tra bande e la guerra tra territori. Nel 2022, quando il sottosegretario Stellari ha preso in mano la battaglia, ma non l'ha presa in mano perché non sapeva che cosa fare, ma in quanto esponente del governo che conosce molto bene il nostro territorio in quanto ci ha lavorato, e capendo bene le esigenze del nostro territorio ha detto: questa è una battaglia che va combattuta. Là abbiamo ripreso in mano gli oltre 70 comuni del territorio, le 3 province, la regione, gli ordini, le categorie, e nonostante fossero passati
10 anni tutti quanti all'unanimità hanno detto sì, dobbiamo ripartire con questa battaglia. E dal 2022 è iniziata anche la battaglia di altri territori contro l'area pedemontana, che è una battaglia, secondo me, che non ha senso. Perché se questo è un territorio che da 30 anni a questa parte chiede maggiore autonomia, l'unica volta che il governo dà un'autonomia importante, dando dei servizi a un territorio attraverso un presidio di giustizia, vedere le guerre tra bande, mi chiedo veramente se questo è un territorio che ha voglia di crescere oppure se ognuno guarda il proprio orticello. Ma lo dico perché io non me la sentirei di fare una guerra contro Vicenza o contro qualcun altro. Io penso che quando il governo vuole dare qualcosa in più ad un territorio, dobbiamo essere contenti tutti quanti. Poi se il problema è l'organico, affronteremo il problema dell'organico, ma mi sembra che il governo già si sia preso l'impegno di risolvere anche questo problema. Quindi avere oggi un presidio di giustizia in più in Veneto vuol dire solamente favorire quelle che sono le nostre attività economiche, ma vuol dire anche e soprattutto favorire la crescita di un territorio. Dopo tanti anni, grazie a un intenso lavoro, il provvedimento è stato approvato in Consiglio dei Ministri, quindi è realtà. Oggi la partita è nelle mani del Parlamento, è una partita importante, però quello che chiedo è che il Parlamento si esprima, anche perché su quel territorio lo Stato ha investito 20 milioni di euro nel 2012, il Comune di Bassano al Grappa attualmente sono 5 plessi per un totale di 11.000 metri quadri inutilizzati, nuovi inutilizzati, dove ogni anno il Comune, per ovviamente non lasciare andare questi edifici, antincendio, bollette e quant'altro, noi ci spendiamo più o meno sui 100-150 mila euro ogni anno. Oltretutto mantenere vuoti degli edifici all'interno di un centro storico vuol dire anche creare un danno patrimoniale all'ente pubblico, ma anche ovviamente perdere l'occasione per ovviamente creare dei servizi per tutto il territorio. Quindi quello che chiedo semplicemente è che il governo centrale ci dia una risposta e capisco gli ordini, perché ogni ordine difende le proprie tessere e i propri interessi, ma qua noi non dobbiamo fare la battaglia di singoli ordini, dobbiamo fare la battaglia per un territorio. Ricordo che il territorio della Pedemontana conta quasi 500.000 abitanti, quindi anche coloro che continuano con la manfrina del tribunalino di provincia, non è un tribunalino, perché se andiamo a vedere in giro per l'Italia ce ne sono di tribunali che hanno meno di 500.000 abitanti e stiamo, ripeto, parlando di uno dei territori più produttivi d'Italia. Quindi spero, il ministro Nordio si è esposto più volte, anche un mese fa è venuto a Bassano del Grappa e l'ha ribadito. C'è l'impegno da parte delle forze politiche del centrodestra nel portare avanti questa battaglia. Sostanzialmente c'è un altro anno di legislatura davanti, quindi quello che chiedo è l'impegno delle forze politiche che governano in questo Paese di dare una risposta al Veneto e penso che sia anche una grande occasione, perché non so quando ricapiterà di avere un Presidente della Commissione Giustizia, un Sottosegretario, un Ministro, entrambi, tutti quanti appartenenti a questa regione. Quindi o la risposta arriva questa volta oppure non arriverà mai più. Quello che chiedo è risposta al territorio, perché non siamo un territorio di serie B e siccome vedo che quando si vuole a determinate zone del Paese le risposte vengono date, siamo in Veneto e questa terra una risposta la merita. Grazie. Grazie Sindaco Finco. Il Sindaco di Cittadella, Luca Pierobon. Buongiorno a tutti, grazie consigliere Morena Martini. Penso che dopo il discorso che ha fatto molto completo Nicola sia abbastanza chiaro, no? E penso che non occorre spiegare a chi è in questa sala quali siano le necessità. Io dico solo una cosa, noi viviamo in un territorio, per chi lo conosce magari ci passa in auto, che non si accorge quando termina un comune e ne inizia un altro, un territorio molto omogeneo, un territorio dove ogni 6-7 abitanti c'è una partita IVA. Già questo fa capire qual è l'impronta economica che ha il territorio del Bassanese, dell'Alta Padovana, della zona di Castelfranco. Un territorio che ha avuto degli investimenti importanti, che è quello della Pedemontana, quindi anche il collegamento est-ovest è un collegamento che oggi funziona e quindi facilita. E ci troviamo purtroppo, pur essendo tante amministrazioni
cosa rara, perché normalmente i comuni tendono a guardare il proprio orticello, no? Tendono a tutelare quelli che sono i propri confini. Qui ci troviamo con tante amministrazioni, anche importanti, che invece hanno deciso che c'è una strada da seguire, una strada importante per il territorio, che è quello del Tribunale della Pedemontana. Lascio perdere anche i discorsi fatti da Nicola sull'aspetto economico, perché fanno rabbrividire. Probabilmente il governo all'epoca Monti ha semplicemente guardato la cartina geografica, ha messo una X e ha deciso cosa chiudere, senza andare effettivamente poi ad analizzare qual era l'impatto economico in primis sulle casse dei comuni, dello Stato, eccetera, ma anche l'impatto economico sulle tasche dei cittadini, perché oggi è vero che tu chiudi un qualcosa di prossimità, però sposti lontano, e spostare lontano vuol dire che qualcuno questo lontano deve pagarlo, e chi lo paga? Lo pagano i cittadini. Oggi abbiamo una omogeneità di sindaci, anche di differenti partiti politici, che vogliono fortemente, democraticamente questo Tribunale della Pedemontana. Non riusciamo a capire perché la cosa si sia arenata. Abbiamo avuto le rassicurazioni da parte del Ministro, abbiamo la fortuna di avere il nostro sottosegretario che continua a premere sull'acceleratore, che continua a tenere il fiato sul collo, però giustamente noi abbiamo una grossa paura, che passi il tempo. Passato quest'anno si andrà alle elezioni e poi siamo tutti amministratori o tutti che hanno avuto a che fare con la politica, chi si è visto si è visto. Ecco, la nostra preoccupazione è questa, che l'anno, sappiamo tutti che in politica un anno è molto breve, di trovarci tra un anno ancora a questo punto, senza avere l'istituzione che poi, ricordiamoci che sono collegati anche a altri tribunali di altre regioni d'Italia. Quindi la nostra preoccupazione è questa. Quindi io ringrazio per la pressione fatta dal consigliere Martini, ringrazio anche i consiglieri regionali, ma ringrazio anche chi è qui oggi a rappresentare il governo italiano, però ecco, noi chiediamo risposte. Abbiamo la necessità di dare risposte alle nostre attività, ai nostri cittadini, a chi insomma ci ha votato e democraticamente vuole che qualcosa venga portato avanti. Grazie. Grazie Sindaco. È la volta di Alessandro Bordignon, che è il presidente del raggruppamento Bassano di Confindustria Vicenza, e anch'io ringrazio i consiglieri presenti e quindi la consigliera Lanzarin, che ha vissuto tutto l'iter della questione tribunale dalla sua nascita in poi in diversi ruoli, consigliere Pressi, Benetti e Roberta Vianello. Prego. Verde. Grazie mille per l'invito, Morena, è estremamente importante essere qui oggi e grazie mille per la risoluzione. Io sono di Confindustria, ma parlo a nome di Confcommercio, Confartigianato e anche Coldiretti e qualche altra sigla. E noi viviamo in prima persona il problema del Tribunale, perché come sapete benissimo le attività economiche, che sono migliaia e migliaia nel nostro Bassanese e soprattutto nel Bassanese allargato, hanno bisogno del Tribunale in modo costante. Noi ovviamente per le attività economiche è normale doversi rivolgere a un Tribunale per dirimere le cause. A me è successo che una causa mi è durata 19 anni e i miei soldi, cioè i fondi che dovevo utilizzare per investire in azienda, li ho potuti investire soltanto 19 anni dopo, e credo che questo non sia una nota positiva per il territorio, non sia un fattore competitivo. Noi abbiamo bisogno di competere, competiamo con tutto il mondo, le nostre aziende sono internazionali, lavorano nei mercati mondiali e noi non possiamo perdere tempo e soprattutto avere dei fondi bloccati per delle cause che durano un'eternità. Io chiedo di mettere il cittadino al centro, il cittadino che è operoso soprattutto nel nostro territorio, nel nostro Veneto. Credo che qualunque, come diceva prima il Sindaco, qualunque miglioramento del nostro sistema giudiziario che provenga da Roma e che ci permetta di avere più magistrati è assolutamente da accogliere. Sono anch'io un po' stanco, perché sono anni che battagliamo su questo, di sentire sempre che c'è il partito del no, che non bisogna fare, non bisogna procedere con quello che è il progresso economico. Signori, il nostro territorio comunque si sta impoverendo, l'economia è difficile, non possiamo avere delle difficoltà, dei blocchi che provengono da noi stessi. Quindi io penso che davvero la politica deve mettersi un po' la mano sul cuore. Credo che i cittadini devono essere messi al centro, ovviamente le attività economiche nel mio caso, ma perché noi creiamo ricchezza, manifattura, commercio, eccetera, creiamo valore per il territorio e quindi abbiamo bisogno di un sostegno da parte delle istituzioni. Grazie Presidente Bordignon.
L'avvocato Giulia Vigna, che rappresenta per il Comitato Tribunale della Pedemontana e rappresenta anche gli altri colleghi avvocati presenti oggi in sala. Premessi i sentiti ringraziamenti alla Regione, che da sempre è al nostro fianco e ha fatto sua la battaglia per il Tribunale di Bassano e dell'area pedemontana. In particolare oggi ringraziamo la consigliera Martini per la sua risoluzione, ringraziamo il governo, il ministro in particolare, i suoi sottosegretari. Qua abbiamo il nostro sottosegretario Stellari, che ha sempre creduto nel progetto, nella bontà del progetto. Ringrazio tutti i presenti, i consiglieri presenti e tutti gli operatori economici per essere qui, per dare un messaggio importante proprio dalla Regione. Il punto importante è che questo 8° tribunale serve a tutto il Veneto. Non è un capriccio, non è una questione di campanilismo, è una istituzione, un presidio che serve a tutto il Veneto. E siamo qui oggi, ed è importante questo, anche proprio dalla Regione, il Veneto dice che serve al territorio. Non sarà un tribunalino, quindi tutti i discorsi sulla mancata efficienza, la poca specializzazione, sono tutti discorsi che non attengono a quello che sarà il progetto, per cui diamo fiducia al governo che ha studiato e ha messo in campo un disegno di legge che ora, il 2646, che ora è in Commissione Giustizia alla Camera, e da qui mi sento anch'io di sollecitare l'urgenza per i lavori, proprio per una moltitudine di motivazioni, ma proprio perché se abbiamo capito che questa istituzione serve, non ha senso tergiversare e non ha senso perdere tempo prezioso. Pertanto, come rappresentante del Comitato degli Avvocati a favore del Tribunale, chiedo di velocizzare l'iter e fare il più possibile perché nel 26 si abbia la conclusione di questo iter. Dico che a questo punto sarebbe un peccato, visto che il governo ha riconosciuto le peculiarità di questo territorio operoso e l'ha praticamente scelto tra tutti quelli che hanno le caratteristiche per essere considerati come capofila, sarebbe proprio un peccato perdere questa occasione. Pertanto, ripeto, chiedo al Parlamento di lavorare con urgenza e non perdere questa occasione d'oro che probabilmente non si potrà ripetere nel caso si perdesse. Ringrazio ancora tutti e teniamo le dita incrociate, ma siamo sicuri, siamo fiduciosi che non saremo abbandonati. Grazie ancora alla Regione. Grazie Avvocato. Chiamerei il senatore Ostellari, sottosegretario al Ministero della Giustizia, e poi a seguire l'onorevole Maschio. Ecco. Ho questa scaletta, ma se hanno sbagliato frustiamo i... No. Sì, il bottone è già premuto. Bene. Grazie per questo invito e ovviamente Morena Martini come consigliere in prima fila, insomma, in questa iniziativa che è un'iniziativa molto importante per il Veneto intero. Infatti quando ci siamo trovati nell'inizio del 2023, ce lo ricordavamo proprio prima, gli incontri in quel territorio e aventi ad oggetto il Tribunale della Pedemontana furono 4. E furono 4 incontri, uno con il Comitato per l'istituzione del nuovo Tribunale, l'altro con gli amministratori, e ricordo sale molto piene, un altro incontro a maggio del 23 con le categorie economiche, tutte rappresentate, e un ultimo incontro il 30 maggio 23 con gli ordini professionali.
una platea enorme di richieste che erano volte tutte ad affermare l'importanza di questo presidio in quel territorio. E non era una richiesta volta a far ritornare il giocattolino che qualcuno aveva tolto in precedenza. Il progetto infatti dal 2012 in poi, anche grazie all'impegno della Regione Veneto, è stato volto a riconsiderare un circondario più ampio rispetto al precedente, a riconsiderare quindi un tribunale nuovo rispetto al precedente, con spazi ovviamente diversi, più ampi e idonei a rappresentare proprio una visione, se volete, di Veneto diversa rispetto al passato. Una visione finalmente di un Veneto che viene messo al centro, che vede finalmente investimenti seri su un tema delicato come quello della giustizia, che coinvolge non solo cittadini privati, ma anche ovviamente aziende. E ricordiamo che il tema della giustizia ovviamente non riguarda solo il tema del penale, ma è una materia che coinvolge un po' tutti i diritti che benissimo conosciamo e che ovviamente vogliamo tutelare. Per essere tutelati abbiamo bisogno di strumenti, abbiamo bisogno di luoghi, abbiamo bisogno di spazi, abbiamo bisogno di persone. Dal 2022 ad oggi gli investimenti volti proprio per cercare di portare più persone, più personale e magistrati in Veneto sono stati tanti. E l'operazione volgerà ad avere, proprio per la fine del 2026, ad esempio 180 assistenti giudiziari dedicati solo a questa terra, oltre 300 sono i vecchi, diciamo, UPP, sarebbero gli addetti all'ufficio per il processo, che erano stati assunti con il PNRR in maniera quindi con contratto a tempo determinato e che grazie a questo governo saranno stabilizzati. Oltre 300 persone che quindi lavorano già qui, che non hanno alcuna prospettiva e non avevano alcuna prospettiva diversa, se non la fine di quel contratto a tempo determinato, oggi possono contare quindi sulla prosecuzione del lavoro importante che hanno fatto in questi anni e che quindi arricchiscono la pianta organica di questa regione. Abbiamo poi ovviamente assunzioni di dirigenti, abbiamo avuto assunzioni di autisti che mancavano, abbiamo avuto assunzioni di funzionari UNEP che mancavano. Inoltre, proprio in questa regione, grazie a questa collaborazione che è nata tra noi e questa istituzione territoriale, ci sono state quasi 80 unità assunte con quella convenzione che è stata sottoscritta tra Nordio e il Presidente Zaia in precedenza, che ha portato quindi per la prima volta a una regionalizzazione del personale che quindi in questo momento e in questo caso può essere assunto direttamente da graduatorie regionali. Questa novità ci consente, ad esempio, di colmare quel gap che molto spesso c'è nel momento in cui vengono determinate, sì, i numeri dei posti per questa regione, ma che poi magari non vengono scelti. Allora, non vengono scelti per svariate ragioni, molto spesso ovviamente anche legate alle difficoltà economiche determinate da spostamenti che qualcuno deve imporsi in questi casi. Ora, assumere quindi, grazie allo scorrimento di queste unità, personale già vincitore magari e quindi idoneo in altre categorie, permette finalmente di raggiungere obiettivi che prima erano impossibili. Quindi oggi il panorama è questo, sul lato personale. Sul lato magistrati
abbiamo a fine 2026 la quasi copertura totale della pianta organica, cosa mai avvenuta nella storia di questo Paese, e questo grazie ovviamente ai tantissimi concorsi che sono stati messi in piedi proprio da questo governo. Questi magistrati, questo personale, sarà, grazie al disegno di legge governativo che oggi quindi è incardinato in Commissione Giustizia, saranno aumentati. Queste piante organiche saranno aumentate sia per quanto riguarda i magistrati sia per quanto riguarda il personale. Quindi quando si dice ma questo disegno di legge porta via qualcosa a qualcuno, cosa questa non vera. Questo disegno di legge ha invarianza di carico attuale, quindi di fascicoli sui tavoli di ogni tribunale. Ad invarianza di carico ci sarà un aumento di magistrati e di personale. Ovviamente poi il carico sarà distribuito sulla base della nuova circoscrizione, ed è una nuova circoscrizione che non è sicuramente piccola, perché come ricordato raggiunge, almeno nel testo, i 500.000 abitanti. Quindi abbiamo invece un nuovo tribunale che è un vanto per questo territorio, che lo ha sempre chiesto, non è certamente una battaglia recente, lo ha sempre chiesto fin dal momento di quella chiusura con taglio lineare effettuata un bel po' di anni fa. Io credo quindi che a questo punto la politica poi si debba anche misurare sul grado di credibilità che determina rispetto anche agli impegni che assume. Quando ci siamo visti nell'inizio 2023, ovviamente quell'inizio di dibattito e di ascolto era un inizio voluto, cercato da noi, da questo governo, per comprendere l'effettivo bisogno e volontà del territorio. La risposta è stata molto chiara. Dopodiché noi abbiamo fatto ovviamente il nostro dovere fino in fondo e, come promesso, il testo di legge è stato portato, ovviamente con un grande lavoro anche degli uffici del Ministero, a compimento con una votazione all'interno del Consiglio dei Ministri. Quindi il Governo ha già detto come la pensa su questo ambito, e non solo su Tribunale della Pedemontana, ma anche su ovviamente i tribunali dell'Abruzzo e gli insulari, quindi quelli più piccoli ma assolutamente determinanti. Quindi se dobbiamo dare, diciamo così, un metro di giudizio, quella risposta in qualche modo la politica lo ha data in maniera assolutamente molto chiara. Ora, quel testo, come tutti i testi di origine governativa, hanno certo un carattere di urgenza, saranno trattati in Parlamento, e io credo che oggi questa nostra iniziativa, questa vostra iniziativa e la nostra partecipazione siano utili anche per fare un punto di questa situazione e un segnale alla politica che a questo punto certo deve forse anche assumersi una responsabilità. Noi, ripeto, questa responsabilità ce la siamo già assunta e abbiamo già detto come la pensiamo. Poi sentiamo il Presidente ovviamente maschio che rappresenta il Parlamento, e il Parlamento sapete che insomma, in questo deve essere anche lasciato libero di poter discutere, dibattere, dire la propria. Credo che però sia, e vado verso la conclusione, una opportunità per l'intero territorio che molte volte è stato lasciato per ultimo nelle scalette, diciamo così, di investimento, non solo in ambito giustizia, ma in tanti altri aspetti. Un territorio che dà tantissimo agli altri territori, un territorio quindi che finalmente merita di avere risposte adeguate. Nella famosa decisione di quando qualcuno appunto impose quelle chiusure che tutti ricordiamo, in quel momento fu aperto ad esempio qualche altro tribunale,
non furono chiusi tutti i tribunali, ma si decise di aprirne uno nuovo. E quel nuovo tribunale fu vicino a Napoli, no? Il famoso Napoli Nord. E con quel disegno di legge, ad esempio, non si decise di chiudere, che ne so, sedi di corti d'appello, magari in tante altre regioni. Certo, ovviamente nessuno qui sta dicendo chiudiamo allora le sedi di corti d'appello, anzi, ma ricordare che in Sicilia ci sono 4 corti d'appello e in Veneto ce n'è una sola, io penso che sia ricordare un dato oggettivo, ma forse però meriterebbe anche qui una riflessione. Allora, ogni territorio merita la propria, ovviamente, difesa e gli investimenti necessari. Nessuno ovviamente vuole togliere nulla a nessuno di ciò che c'è oggi, ma semmai quindi procedere a investire. Questo, signori, è un primo passo. È un primo passo che intanto vede questa possibilità. Ci sono territori che chiedono anche altro, lo sappiamo, ma dividersi su questo io credo sia assolutamente sbagliato. Dividersi tra veneti su un risultato per il Veneto credo sia oltretutto dannoso e credo che i cittadini siano chiamati anche proprio a rappresentare questa esigenza, su cui ci sono le varie anche associazioni di categoria, vedo anche tanti avvocati, ma ecco, più che di incrociare le dita, oggi c'è bisogno invece di far sentire la propria voce, c'è bisogno di continuare in quell'opera che ad esempio nel 2023 ha visto un territorio che si era mosso. Oggi quel territorio è stato rappresentato, un testo c'è, quel testo adesso ha bisogno solamente dell'ultimo passaggio. Il territorio ovviamente è importante che si faccia ugualmente sentire, oggi questa è un'occasione e quindi io più che incrociare le dita dico ai rappresentanti delle varie categorie rappresentate invece le vostre esigenze, continuate a farlo come avete fatto prima nel senso ovviamente massimo della democrazia e noi abbiamo solamente inteso rappresentare quella richiesta nel modo più giusto che la politica può fare, che è quella appunto di rispondere con cose, con fatti reali alle promesse che magari in questi 14 anni tanti hanno fatto, ma poi nessuno ha mantenuto. Quindi in bocca al lupo a tutti. Grazie infinite, sottosegretario Stellari. Presidente della Commissione Giustizia, Ciro Maschio, che ringrazio davvero e che ha il compito un po' di chiudere quelli che sono gli interventi di stamattina. Il compito a livello legislativo è anche arduo, ma sappiamo dell'impegno e sappiamo anche della determinazione, non solo sua personale, ma anche della parte politica che rappresenta. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio ovviamente i consiglieri regionali, il Consiglio regionale per l'invito e quindi ovviamente anch'io faccio i complimenti per la tua iniziativa, per la risoluzione, per tutti quelli che la sostengono. Saluto ovviamente il collega e amico Andrea Stellari e tutti i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria del territorio. Sono qui anche ovviamente perché siamo abituati a esserci e a metterci la faccia sempre nei passaggi critici, sono qui per ribadire da parte mia ovviamente il sostegno a questo progetto, a questa iniziativa, quindi l'impegno per parte mia a appena approvata, come ormai abbiamo concluso gli emendamenti e votiamo il mandato al relatore di un'altra importante riforma che è la riforma dell'avvocatura, abbiamo nella nostra agenda lo spazio per accelerare il lavoro sulle audizioni, sull'esame degli emendamenti, per portare in aula il più velocemente possibile la proposta di legge, disegno di legge sul riordino della geografia giudiziaria. Quindi per parte mia, come auspicio e come impegno, confermo la disponibilità a raggiungere questo obiettivo. Cos'è che ha, non dico rallentato, ma che fa parte della dinamica parlamentare? Qual è il passaggio in più rispetto a quello che ha fatto il governo?
È molto semplice, il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri ha istituito o ripristinato 8 circa dei 31 tribunali che erano stati soppressi nel 2012 e ovviamente arriva quindi al Parlamento un testo nel quale molti altri territori che erano stati penalizzati o comunque interessati dalle soppressioni di altri tribunali in zone importanti cercano con emendamenti e con iniziative di aggiungere anche i propri territori, i tribunali dei propri territori al pacchetto complessivo di quelli che saranno i tribunali che vanno nuovamente a essere istituiti o ripristinati. Quindi ci sarà una fase di discussione nella quale noi veneti, gli abruzzesi e quelli delle zone dei tribunali insulari, Ischia, Lipari, Portoferraio, saranno già ovviamente più soddisfatti e contenti di questo provvedimento. Dovremmo invece gestire le dinamiche di altri territori che a loro volta vorrebbero aggiungere altri tribunali, ma sappiamo che il quadro che è uscito dal Consiglio dei Ministri è già stato frutto di un lavoro, di un confronto, per cui non ci saranno grandi margini per aggiungere molti altri tribunali, perché c'è un obiettivo complessivo da raggiungere e sicuramente il meglio è nemico del bene. Se pensiamo di poterli rifare tutti, rischiamo di non rifare neanche questi che invece il governo ha già approvato. Quindi questo spiega perché la dinamica parlamentare richiede qualche passaggio in più di impegno, di lavoro, di complessità rispetto a quella che è stata la fase iniziale del governo. Quindi noi lavoriamo adesso su questo con un obiettivo che è assolutamente condivisibile. È stato anche ben spiegato, non mi ripeto, che è una proposta che aggiunge risorse al complesso delle risorse sulla giustizia in Veneto, quindi non va a togliere ad altri, ma si aggiunge, quindi si va comunque a robustire quello che sarà l'impegno di risorse umane e economiche per la giustizia nella nostra regione, che riteniamo sia strategico. Per quanto mi riguarda ho un motivo in più per sostenere questa iniziativa, perché come sapete è incardinata a mia prima firma ed è abbinata al disegno di legge del governo anche una proposta di legge per l'istituzione di una seconda Corte d'Appello nella nostra regione. Come sapete esiste la regola del 3, per cui per avere una Corte d'Appello ci vogliono almeno 3 tribunali, e se noi immaginiamo come step futuro successivo rispetto a quello dell'istituzione del Tribunale della Pedemontana in prospettiva un distretto di Corte d'Appello che comprenda la circoscrizione di Verona, quella della Pedemontana e quella di Vicenza, avremmo un distretto che di fatto fa già metà o più di metà dei fascicoli dell'intera Regione Veneto, più di metà del PIL dell'intera Regione Veneto. Quindi avrebbe assolutamente ragion d'essere e andrebbe a riequilibrare uno sbilanciamento che adesso c'è a livello nazionale. Abbiamo regioni che hanno gli stessi abitanti nostri, che hanno 4 corti d'appello, anche se hanno metà o un terzo del PIL e del carico di lavoro di fascicoli che ci sono nella nostra regione, per cui diciamo a maggior ragione personalmente ho un motivo in più per lavorare insieme su questo obiettivo, con un motivo in più aggiuntivo e che sarebbe, aggiungendo una nuova Corte d'Appello in un territorio molto sensibile come questo, cioè quello delle province di Verona e Vicenza e insomma dell'area della Pedemontana. Sappiamo che siamo zone molto ricche, molto infiltrate anche dalla criminalità organizzata, e quindi un distretto di Corte d'Appello in più significherebbe anche una direzione distrettuale antimafia in più e un presidio più capillare antimafia del territorio. Quindi abbiamo molti buoni motivi per impegnarci adesso nel rush finale. Sarebbe un peccato essere arrivati a pochi metri dal traguardo della corsa dei 100 metri e fermarsi proprio negli ultimi metri decisivi. Quindi io confermo il mio impegno assieme a Andrea Ostellari, che rappresenterà il governo in commissione
ci confronteremo sull'esame degli emendamenti e insieme spingeremo anche per superare le resistenze che ci sono da alcuni territori che, diciamo, non sono stati premiati come questo, per far capire a tutti che è meglio portare a casa subito questo obiettivo e poi lavorare ai successivi, piuttosto che non ottenere neanche questi e quindi restare fermi a quella soppressione di massa del 2012 che fu fatta con la logica dei tagli lineari che applicò su tutto il governo Monti, ma che invece non rispettava quelle che sono le esigenze di un territorio importante come il nostro. Quindi accolgo l'appello, rinnovo l'impegno e ci teniamo aggiornati. Grazie. Grazie infinite a tutte le persone che hanno portato il loro pensiero. Le ultime parole, permettetemi. Noi di questo territorio della Pedemontana non siamo barricaderi e non siamo abituati a fare battaglie solo così per farle. La nostra non è una battaglia, la nostra è una richiesta di equità, una richiesta di rispetto per il territorio. Personalmente mi aspetto che gli amici della provincia di Vicenza, che stanno montando una narrazione che è stata smentita dai fatti oggi, si affianchino a noi per poter aprire il Tribunale della Pedemontana. Cioè io sono basita dal fatto che ci siano delle persone a Vicenza che dicono di no. Io mi aspetto invece che Vicenza si ricreda sulle posizioni prese, che legga i documenti così come sono stati illustrati oggi, che capisca che nessuno vuole portare via niente a nessuno, ma che si vuole lavorare per una coesione di territorio, per un territorio che possa dare risposte veloci e precise a tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Ringrazio ognuno di voi per la presenza davvero di cuore, in particolare il Presidente onorevole Maschio e il Sottosegretario Senatore Ostellari, naturalmente i sindaci e tutti i consiglieri della provincia, della Regione del Veneto. Grazie infinite.